Eccola qua, la prima canna pronta, la mia Andromeda. Utilizzerò un anti-tangle d'acciaio con piombo a piramide, barilotto, uno stop da fare da ammortizzatore alla nostra girella e siamo pronti. Un bel terminale lungo 2 metri e il primo cefaletto è pronto a partire. Lo andremo a mettere esattamente all'uscita del fiume dove fa quel vortice di risacca lì. L'acqua esce, si scontra, fa un attimino un vorticino lì davanti, non so se si può notare. Vediamo un attimino se in quella zona di, tra virgolette, calma il branzino sta lì ad aspettare le sue prede, cefaletti che escono dal fiume Entella. Vediamo, ci proviamo. Per il primo terminale un 3 frat 0, becco d'aquila 0,40, non sto ad andare più su. Speriamo sempre nel branzino. Il branzino ha una grande fuga iniziale ma non ha grandi denti per fortuna. Eccola qua la nostra vasca del vivo, sto utilizzando un secchio da surf. Mi raccomando, l'ossigenatore è importantissimo per tenere vive durante tutta la battuta le nostre esche. Tante pezzature diverse, uno veramente grande, uno medio, 2-3 piccini. Partirò con un medio. Allora, canna 2, ne approfitto che siamo ancora di giorno per andarmi a cercare un altro predatore che potrebbe essere nei paraggi. La leciamia. Questa volta l'andrò a cercare vicino a quegli scogli là con l'aiuto di un palloncino. Cefalone più grande, 2 ami e si fa camminare. Anche la seconda è andata. C'è tanta alga, sta facendo tanta fatica perché c'è tanta alga sul filo. Sta iniziando a piovere, ma piano piano sta uscendo un bel cefalo, sarà 1,5 etri, quindi comunque abbastanza nervoso. 2 ami che lo pungono. Speriamo che esca più possibile. E la seconda andata. Quindi eccoci qua. Mi fermo un secondino a salutarvi, anche perché avventura partita in quarta è sicuramente un'avventura complessa quest'oggi, alla ricerca di predatori fine anno. Abbiamo già messo 2 canne. Quest'oggi sono da solo e non ho neanche la GoPro, tanto per partire. Proverò con 3 canne, sono da solo completamente, non ci sono altri pescatori, quindi ne approfitto. Metterò 2 canne a fondo col cefaletto e una canna per il momento con il palloncino a galla per vedere se c'è qualche ammiotta che gira nei paraggi. È ancora presto, sono all'incirca le 3, giornata di pioggia, quindi probabilmente tra poco verrà buio. Ne ho approfittato, sono sceso un attimino prima, ha piovuto tutta la giornata di ieri, tutta la mattinata, quindi l'acqua è veramente carica, sporca, sta scaricando la qualsiasi lentella. E niente, io adesso mi riprendo un attimino, anche perché questo tipo di pesca è veramente faticoso. Ogni canna è una vita a sé stante e ci si mette veramente parecchio a montarla, per quanto uno possa preparare a casa. Adesso mi riprendo e preparo anche la terza, che metteremo a fondo come la prima. 3,5, anche la terza è andata. Ho spostato la prima canna che ho lanciato perché non so come mai me la sono rischiata ancora di più di entrare dentro la foce. Dall'imboccatura un cefaletto piccolo, lanciato morbido proprio là in mezzo dove esce il fiume. È una 20-25 metri questa seconda, sempre a fondo, sempre col cefaletto, 2,5 metri, 0,40. 2 cefaletti diversi di pezzatura differente, uno più piccolo all'imboccatura e uno leggermente più grosso, leggermente più fuori.
Eccoci qua, quasi le 5, picco di massima tra qualche minuto, dove appunto dovrebbe essere il momento migliore per i predatori che si avvicinano soprattutto alle foci dei fiumi. Ho ricontrollato le due canne a fondo, i cefaliti stavano bene, quello più piccolino l'ho cambiato per scrupolo, ho messo quello leggermente di taglia media, diciamo più vicino alla foce, quello la canna e mezzo col cefaletto un po' più piccino, l'ho sforzato un attimino di più, sempre vicino all'uscita del fiume, quindi una corta, una un po' più lunga, e il nostro palloncino qua sulla destra con un po' di vento dietro sta facendo il suo lavoro, bello distante, sperando che nelle ultime luci magari, se magari una miotta si avvicinasse, non sarebbe neanche proprio così male. Parte il palloncino di traverso, parte il serra che salta, due ami col cavetto d'acciaio e il nostro povero cefaletto finisce in queste condizioni. Io non chiedetemi come cazzo ho fatto a non prendere l'amo, perché questo amo era di testa e qua ce n'è uno di coda, come possiamo vedere. Incredibile, è stato emozionante alla massima potenza, senza dubbio una partenza del genere. Pesce veramente bello che è saltato veramente distante, il nostro cefalo guardate, incredibile, cioè tagliato di netto, guardate, era veramente grande, non so se ve lo ricordate, ma la partita, signori, non è finita finché stiamo in campo. Questo è il povero cefaletto che ho cambiato prima, adesso lo innesco, flotterato vecchia maniera, cambio sistema pescante per la terza canna e lo ripresentiamo a fondo flotterato. Questo piccolo cefaletto lo inneschiamo intero. Quindi eccoci qua, dopo alcuni minuti, tra l'altro sta anche iniziando a piovere abbastanza forte, monto mini trave, trasformo il mio cefaletto ormai morto in un nuovo innesco, flotter terminale molto lungo perché c'è tanta alga, cerchiamo di tenerlo più alto possibile senza arrivare a galla, ma lo teniamo più alto possibile. Incrociamo le dita e si riparte. Quasi le 6, balla l'Andromeda di destra, quella più vicino alla foce. Questo è il risultato, tagliato di netto il filo. Quindi eccoci qua, battuta terminata. Per chi segue il canale da un po' avrà notato che mi sto cercando di appassionare dopo tanti anni di pesca a fondo tradizionale alla ricerca dei predatori. Predatori che, come spesso accade, non è così facile come leggiamo nelle riviste o vediamo su internet catturarli. L'importante è continuare a provarci. Io, quando mi capita l'occasione o quando vedo la condizione che mi sembra giusta, ci provo. Oggi ho provato qualche ora, ho portato a bagno i miei cefaletti, ho cercato di usare un po' di astuzia, non era una situazione semplice, c'era tanta alga.
Ho visto un attacco sul palloncino, era la prima volta che mi capitava, sono 30 anni che pesco, quindi un'emozione sicuramente unica. Purtroppo è andata malino, però poco alla volta mi sto avvicinando. Spero prima o poi di arrivare a prendere un bel predatore e farvelo vedere. Detto questo, vorrei che mi lasciaste nei commenti magari qualche suggerimento su come pescate le spigole col vivo dalla spiaggia, più o meno come avete visto fare a me oggi, non a spinning o a bolognese, principalmente dalla spiaggia a fondo, che è quello che poi faccio io. La mia passione è pescare sempre dalla spiaggia e questa volta diciamo che hanno vinto loro. Lasciate nei commenti come vivete voi la ricerca dei predatori dalla spiaggia, sia col vivo che con esche naturali morte. Vedete voi, mi piace ascoltare le vostre storie, i vostri modi di pescare, quindi lasciate nei commenti e, e leggerò e vi risponderò. È comunque una condivisione interessante. Io vi ringrazio per continuare a seguire il canale, siete veramente tantissimi e sempre stragentili con me, che vi ripeto io sono pescatore amatoriale vecchia scuola, quindi pesci pochi, spero ogni tanto belli di farveli vedere, ma siamo sempre lì. Sono uno dei tanti pescatori come potete essere voi, quindi impersonifico un po' il pescatore tipo, un po' sfigato anche, ma ci provo. Speriamo prima o poi di incappargli un bel predatore, amici. Io vi aspetto alla prossima avventura, continuate a seguire il canale perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.